Stava tagliando gli alberi nel bosco di proprietà della famiglia quando è stato travolto da una pianta. Non c'è stato nulla da fare per Andrea Cappellari, morto a 21 anni. La tragedia venerdì pomeriggio in contrada Tessari di Sotto, in zona Valpiana, a Foza. Il corpo del giovane, molto conosciuto in altopiano, è stato ritrovato dai familiari che avevano provato per ore a mettersi in contatto con lui telefonicamente, senza avere risposte. Immediato l'allarme, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 21enne. La notizia ha scosso tutta la comunità. Andrea Cappellari viveva ad Asiago con i genitori, giocava a hockey nella squadra degli Asiago Blackout e lavorava come operaio boschivo per un'azienda di Enego. Il suo decesso ha lasciato tutti senza parole, un dolore enorme anche da parte dei compagni di squadra, i colleghi di lavoro, cordoglio espresso dal sindaco Roberto Rigoni Stern, che ben conosceva il ragazzo e la famiglia. La nostra comunità è scossa in questi giorni per questo evento così tragico. Questo ragazzo ha lasciato un vuoto non soltanto nelle attività sociali e sportive del nostro comune, ma anche alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Era un ragazzo solare, un ragazzo positivo, un ragazzo che partecipava e che condivideva anche i valori della giovinezza e quello che voleva dire appartenere alla nostra comunità. Quindi non posso che esprimere un sentimento di cordoglio nei confronti dei familiari e di chi sta vivendo in questo momento la tragicità di questa gravissima perdita. E lunedì alle 12:30 all'Istituto Superiore di Asiago, su proposta degli studenti, verrà osservato un minuto di silenzio proprio per ricordare Andrea, ex allievo dell'indirizzo agrario.